C'era una volta BPV, c'era una volta una città florida, risparmiatori con un conto in banca, c'erano una volta e non ci sono più. Il crack delle popolari venete ha spazzato via un'epoca, lunghi anni di feroci proteste, di dure battaglie, dalle piazze alle aule di tribunale, sfociano in un presente con poche certezze e con cattivi presagi. Nell'aula bunker di Mestre, dove si celebra il processo del secolo, il collegio giudicante ha respinto l'autorizzazione a citare in giudizio Banca d'Italia, Consob, la società di revisione KPMG, Banca Nuova e Banca Intesa. È stata accolta come unica responsabile civile la Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, che può contare su un patrimonio di palazzi e di immobili che, una volta venduti all'asta, non potranno che fruttare solo qualche decina di milioni di euro, che tra l'altro finiranno allo Stato ed eventualmente soltanto successivamente alle parti civili, che dovranno accontentarsi delle briciole. Questo conferma che purtroppo da quel processo i risparmiatori otterranno praticamente nulla, in quanto la banca in liquidazione coatta non ha più risorse, e quello che rimarrà dall'eventuale condanna agli amministratori probabilmente non basterà nemmeno per pagare le multe allo Stato. Intanto i risparmiatori, tra proteste e mobilitazioni di piazza, pressano il governo perché sblocchi il fondo di ristoro per le vittime del crack delle popolari, che doveva essere già operativo per dare ossigeno a chi ha perso tutto. Nonostante le promesse, non è ancora chiaro se il fondo verrà effettivamente discusso nel Consiglio dei Ministri di giovedì. Prima è stato detto di sì, poi di no. Ieri sembrava che tutto sarebbe stato rimandato. Oggi però Lega e 5 Stelle tornano in pressing sul ministro dell'economia Giovanni Tria. Matteo Salvini va dritto al sodo ed esclama: i soldi ci sono, sto aspettando che la burocrazia partorisca i decreti attuativi perché la gente ha fretta, i mutui e le tasse non aspettano. Insomma, cresce la fiducia, la speranza che il decreto crescita in discussione giovedì contenga anche le tanto sospirate norme per l'attuazione del fondo. Noi come rappresentanti dei risparmiatori diciamo solo attenzione a questo governo. Il 15 di aprile scade il termine nel quale questo governo deve attuare il fondo risparmio tradito. Noi ci auguriamo che il fondo rubato venga attuato nell'immediato.